Dopo la presa di posizione contraria della Lega Nord, continua a far discutere il progetto di aprire un centro culturale islamico a Venezia annunciato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Enrico Letta e che ha già incontrato il favore del sindaco Giorgio Orsoni. Ad animare la protesta i dissidenti leghisti di Prima il Veneto, che annunciano l'avvio di una raccolta di firme per impedirne l'apertura. Di parere opposto invece Massimo Cacciari, che immagina il centro quale luogo di incontro e di studio tra le religioni, un luogo aperto alle istituzioni culturali veneziane. E tra i favorevoli all'ipotesi della realizzazione del centro culturale vi è anche un altro ex sindaco di Venezia, Nereo Laroni, ora presidente della Commissione speciale per le relazioni internazionali del Consiglio regionale del Veneto. Sono molto d'accordo, credo che sia una splendida idea, una grande occasione per la città di Venezia e per il Veneto. Qualcuno storce il naso, temo che abbia confuso la creazione di un centro islamico con un polo invece culturale della cultura islamica, che è tutt'altra cosa. Un centro simile al Museo di Arte Islamica di Parigi, insomma, in un luogo, Venezia, da sempre legato al mondo orientale e dal quale ha attinto nel corso della sua storia, come testimoniano Piazza San Marco e molte altre realtà architettoniche. Non si pone più il problema della guerra tra Venezia e i Mori, qui si tratta invece di creare un'occasione di dialogo e Venezia è la città ideale per fare questo.